non pace nel mondo, cioè noi portiamo avanti il discorso, l'arte purtroppo si sa non è che può fare molto, però comunque noi cerchiamo di dare dei messaggi in maniera tale che arrivino a chi di dovere sulla guerra o sulla pace che sia, insomma. Per Cagliari si tratta di una figura importante, un legame che nonostante lo scorrere dei secoli non si è mai spezzato. Che cosa rappresenta Sant'Agostino per la città di Cagliari? Beh, è una testimonianza storica importante, è un passaggio della nostra città nella quale tra l'altro sono state conservate per lungo tempo le spoglie. Oggi voi sapete sono a Pavia e non c'è dubbio che Sant'Agostino sia uno dei santi, diremo santo dei santi, con una presenza anche di scritti non indifferenti, tutt'oggi di un interesse primario. Un santo che unisce due sponde del Mediterraneo. Ma non c'è ombra di dubbio, Sant'Agostino, ovvero Sant'Annaba, che proviene dalle sponde africane, passa su Cagliari, le spoglie conservate a Cagliari per lungo tempo, oggi conservate a Pavia, per cui diremmo un percorso che si è sviluppato attraverso il Mediterraneo, una testimonianza